Colpo sventato nella notte a Decimo Mannu, intorno alle 3, una pattuglia dei carabinieri del posto, impegnata in un normale servizio perlustrativo nei pressi del supermercato Eurospin, ha notato la presenza sospetta di due grossi furgoni nel parcheggio del punto vendita, che durante la notte è normalmente deserto. I militari, giunti nei pressi dei furgoni, hanno intravisto delle ombre scure scappare a tutta velocità a piedi in direzione della campagna circostante, nel buio più profondo. I carabinieri hanno notato come entrambi i furgoni fossero vuoti, uno però dotato di un grosso cavo in acciaio utile per trainare evidentemente qualcosa di molto pesante da condurre all'interno del mezzo. Era evidente che quegli autocarri sarebbero serviti per mettere a segno un furto nel supermercato. Verosimilmente i malfattori avevano puntato la cassaforte interna alla struttura, vista la predisposizione di quel cavo in acciaio. I successivi accertamenti hanno consentito di verificare come uno dei due mezzi rinvenuti fosse stato rubato in una ditta di Quartus Sant'Elena, mentre l'altro fosse invece stato sottratto da una grossa azienda che ha un magazzino e una sede a Elmas, di cui è stato denunciato anche il furto. Dalle immagini video dell'azienda, infatti, si vede come ieri sera, verso le 23, alcuni individui travisati da passamontagna hanno portato via il furgone dal piazzale della ditta. È stato dunque sventato un furto molto significativo ed ora sono in corso le indagini tecniche per cercare di identificare i criminali.